Parla al mio cuore, Signore.
Parlami di amore, Signore, perché guardando te, ascoltando te, forse, Signore, mi viene il dubbio che io non sappia cosa sia l'amore. Perché mi sono speso tanto, Signore, perché ho amato tanto, perché le sofferenze che mi tengo nel cuore sono ancora lì, Signore. Eppure mi trovo qui di fronte a te e mi parli una lingua che è nuova, ma allo stesso tempo è quella di sempre, è quella dell'inizio di questo cammino. Guarisci il mio amore, Signore. Guarisci la parte più profonda di me, che trema e non sa accogliere te completamente. Consola il mio dolore. Possiede Gesù, e possedendo Gesù sento che posso sorridere anche in mezzo a tante lacrime. Voi fate parte del gruppo che ha gestito questo momento? Sì. La luce nella notte? Sì. La luce nella notte, la luce è Gesù, la luce è Gesù, che nella notte rischiara i cuori e le menti di tutti gli uomini. C'è stata parecchia partecipazione, ho visto, Sì, anche tra noi evangelizzatori siamo il doppio dell'anno scorso, quindi è una buona cosa, insomma. E non solo da Venezia? No, da tutta Italia. E voglio dire anche che la grazia che emana Gesù è una cosa fantastica, perché ci fa trovare la gioia interiore di essere salvati da Lui. Qui siamo in mezzo proprio al carnevale ancora che impazza, quindi è un'isola questo momento, no? In mezzo al... Vogliamo portare la pace del Signore anche ai ragazzi, alle persone, ai giovani, ai vecchi, a tutti, a quelli che magari non ce l'hanno e vanno a ricercare invece la felicità in qualcosa che li porterà soltanto a problemi, sicuramente non alla felicità, perché la felicità solo Gesù la può dare. Quella vera. Avete cantato anche, sì? Sì, è una chiesa molto attiva, molto aperta, non bigota, non chiusa, ma che anzi va incontro e ascolta i giovani, meno giovani, proprio ci si sente a casa, ci si sente anche in cielo, insomma. Al prossimo incontro allora. Sì, Allora grazie. aspetta che ti salutiamo in un modo diverso. E gioia sia!